Eccoci qua. Allora, dopo dedichiamo qualche minuto appunto a questo premio Sì. Ville Venete per l'Europa, perché è un bando che è rivolto a enti pubblici, privati, ecclesiastici e quant'altro, anche privati, e quindi sono veramente tante le persone Però che le ville come hanno la... devono essere? In grande degrado, Esatto, Lì c'è scritto, esatto, allora che se lo hanno, dicevo, leggi a mi volte fai la fortuna e la piacere. sfortuna, perché per Ecco. molte persone che hanno una villa in degrado, Villa Veneta in degrado, con dei vincoli architettonici, paesaggistici molto molto rigidi, sono persone magari anche di una certa età, anziane, pagano un IMU Un IMU che è le altissima, stelle, altissima, brava. non sempre sono persone benestanti come si va a pensare, Ed è alcune difficile sì, poi mantenere altre una no, villa, perché è esatto. difficile una casa mantenerla, è difficile pagare l'IMU. L'IMU li ha effettivamente strozzati, fra l'altro. Anche perché si tratta di valori di Pensi pregio. che dove ci sono i capannoni, la costruzione della famosa Miralanza, Che no, quindi ammira la negli anni riviera del Brenta. 60 hanno distrutto, demolito 3 ville venete. Questa è stata l'incuria in cui è incappata, diciamo, la Villa Veneta negli anni X, negli anni Mamma passati. mia. Dopo un momento aureo c'è stato, perché è la famosa modernità, no? Ecco, in cambio degli affari, del dio denaro, dell'interesse economico che ha spento o voleva spegnere una civiltà, la civiltà delle ville venete. 3. E c'è un'operetta che le farò per venire, appunto di una storia locale, un'operetta che ho trovato, non l'istituto, un'operetta che ho trovato in libreria, l'ho trovata alla Mondadori, lo dico un giorno, così guardando di qua e di là, ho trovato questa operetta, veramente un libello, ma un pamphlet di inno alla civiltà delle ville venete, e come questa debba essere riorganizzata, debba essere fatta conoscere e salvata. Ecco, se lei legge tutte quelle Infatti, cose, io mi volevo fa dire... piacere, così parla un po' anche lei. Sì, no, no, ma infatti è proprio per sottolineare il fatto che tante persone ci chiedono informazioni. Sì? Allora, non solo esiste il sito dell'Istituto Regionale Ville Venete, noi adesso seguiamo le immagini che sono anche molto molto belle, avvincenti e ci fanno capire di che patrimonio stiamo parlando. Però ci sono appunto dei premi, Premio Ville Venete per l'Europa, l'edizione 2013, Sì? serve appunto per valorizzare queste ville che sono in degrado, sostanzialmente Bravo, in bisogna grave degrado. salvarle dalla, dalla Esatto. distruzione, E ci perché poi non sono, c'è più niente da fare, no? È come certi monumenti, infatti. come certi palazzi, come certi giardini, certi parchi, che perdono altrimenti le loro E poi io connotazioni, le il loro chiedo, qua si esserci. parla appunto di particolare, singolare compromissione o Ecco, degrado. Cosa quindi vuol vuol dire? Ci dire, deve essere una commissione che valuta sì, c'è questo. una commissione, come lei vede, no? Che è formata, lega pure da quanti. Quindi c'è una commissione C'è per una commissione, ci che- sono, ma logicamente chi ha una villa in degrado deve anche, diciamo, dirlo. No, Perfetto, quindi viene allora i valutata questa. proprietari, entro il 15 novembre, se non vado errata, adesso ce l'ho Quindi lei ci sono lì, date molto molto ecco, strette, però sono stati avvertiti attraverso l'associazione Ville Venete di assolutamente. privati, cioè i privati sono stati più che avvertiti per fare in modo che queste ville, al di là di tutti i finanziamenti che ognuno può ricevere, ma non tutti poi hanno la possibilità, ecco, Di di accedere. pagare, di accedere ai mutui, e questo è un premio che lega lei pure, mi fa Allora, il punto piacere. la prima è finanzia un intervento di conservazione di eccellenza. La seconda sezione di questo premio sostiene un intervento urgente di conservazione di una villa nel territorio della regione del Veneto, individuata nell'ambito di questo progetto che dicevamo Sì, sì, Cultema, ma questo è un progetto progetto comunitario. Veneto Dopo questo. c'è la terza sezione invece che è un concorso, e anche questo 2 fasi di concorso che serve a sostenere e accompagnare nella loro attuazione i più innovativi progetti di valorizzazione invece di uno o più ville Certo, venete. valorizzazione, ci sono i Quindi, progetti di giovani per quanto riguarda l'aspetto energetico, no? Le energie alternative, l'accessibilità, la fruibilità. comunque è un E contributo di denaro sì, lei sostanzialmente che lega pure anche le cifre, perché è bene che i nostri telespettatori conoscano. Nella prima pagina, sì, sì, no, infatti stiamo vedendo che belle dottoressa, nella cifre. prima pagina, ecco, ci sono tre, diciamo, momenti diversi. Uno è dedicato, legga, alle ville del Friuli Venezia No, no, Giulia l'abbiamo già detto, l'abbiamo appena e detto del poco fa. Sì, Veneto. sì, Uno Veneto, solamente a quelle al del Veneto, Veneto, infatti. ecco. E l'altro invece appunto è un concorso E poi scusi, no, sostanzialmente. ma comprende, no, no, scusi, la seconda sezione, la Lega, comprende sia le ville. Progetto comunitario Cultema.
La Regione del Veneto. Sì, ma no, le ville. Beh, ma comunque, Scusi, non andiamo le nel merito, ville private che e nostri... anche gli oratori sì, e le l'abbiamo chiesette. detto. Ecco, non dimentichiamo, Nei perché luoghi noi di siamo culto. anche molto interessati agli oratori, che sono un fulcro della nostra identità religiosa e della pietà cristiana, tra l'altro. Quindi E là si deve muovere un po' la Chiesa in qualche perché modo. nessuno prima di noi aveva fatto niente in questo senso. Assolutamente. Detto questo, senza entrare nel merito, perché poi a molti non interessa, ad altri invece sì, noi dobbiamo dare delle indicazioni di massima. Per avere informazioni è bene rivolgersi all'Istituto Regionale Ville Venete, anche proprio chi, lo dico, persone che magari non hanno una grande cultura ma sono in possesso di questo patrimonio, che non sono ville soltanto di questa portata, ma strutture anche molto più semplici, strutture minori, perché non tutti sono capolavori artistici, molte però sono ville di conservano... campagna, Esatto. però noi ne abbiamo visitate una in un tragitto molto bello che abbiamo fatto nel mese di giugno. Abbiamo visitato 3 ville lungo la riviera del Brenta, una villa di campagna, però che cosa ha questa villa di particolare? Che contiene tutti gli attrezzi che erano utilizzati ai tempi, diciamo, di 200-300 anni fa, e quindi vede, questi reperti sono stati, diciamo, ammassati, catalogati, divisi per necessità, divisi per struttura, divisi per priorità che avevano all'interno del mondo del lavoro della Villa Veneta. E ho visto che le persone che hanno visitato questa villa semplice, che però contiene il nostro passato, cioè contiene una le casa nostre contadina, cose, brava, una casa contadina, cioè non dobbiamo pensare solo alle ville affrescate, alle ville magnificenti, no, anzi, ma anche, proprio sono queste le strutture più particolari, sì, anche e più aderenti al sono anche più territorio. care alla nostra cultura. Infatti, per invece i giovani, che cosa si sente di consigliare per portarli, avvicinarli alla scoperta di queste ville, proprio per conoscerle? Ma noi abbiamo già fatto delle proposte all'istituto regionale che ha l'istituto scolastico regionale che ha contatto con tutte le Quindi scuole magari del che i Veneto. genitori, i nonni si facciano Poi vedere anche il con MIUR, gli insegnanti anche attraverso le scuole. Sì, certo. Attraverso le scuole, attraverso l'istituto scolastico regionale che ha sede a Venezia, attraverso il MIUR, noi abbiamo sempre messo a contatto il mondo dei giovani con il patrimonio delle ville venete. Perfetto. E il concorso ogni anno si chiude il mese di giugno, quindi a giugno avremo le premiazioni e soprattutto ci siamo messi in contatto con gli assessorati, perché sono gli assessorati alla cultura e alla scuola di vari comuni che sono molto interessati a questo tipo di patrimonio. Progetti. Detto questo, siamo arrivati in chiusura, quindi anche insegnanti o genitori che volessero in qualche modo stimolare i propri figli, farsi vivere con gli insegnanti, poi ai presidi, perché poi le scuole hanno una loro autonomia, e quindi lanciare delle idee, degli spunti che possono essere interessanti. Grazie alla nostra ospite, grazie di aversi seguito, naturalmente ci vediamo questa sera alle 21 perché riprende la diretta, ci sono state tante repliche nel periodo estivo, riprende la diretta serale di Politica e Attualità, TV7 con voi speciale sera, avremo i nostri ospiti che dibatteranno di questioni di economia, come sta andando il nostro paese in un contesto anche europeo. A questa sera.